il nuovo sindaco si troverà l'aggiudicazione di qualcuno e quindi l'inizio dei lavori. E mi piacerebbe, visto che ho trovato il soggetto e l'abbiamo costruito insieme perché potesse andare in gara, insomma mi piacerebbe posare la prima pietra. Sono pieno come una nave cargo io. Oh, ma buono 5 euro! Canne promosso. Devastante. Boga buga, benedetto dal Signore. Buongiorno a tutti e bentornati al podcast del Borgo Ruga Yes Bless. Siamo qui oggi con Antonello Baseggio che si candida nuovamente come sindaco di Ponzano. Buongiorno Antonello. Buongiorno o ciao, insomma. Come stai intanto? Bene, benissimo. Tutto bene, ottimo. Saluto anch'io, ciao Antonello. Bravo. Allora Antonello, sai che questa sarà una chiacchierata informale dove sì, toccheremo anche marginalmente, diciamo, la parte politica, ma chiaramente sarà più che altro per conoscerti più personalmente, anche perché pensiamo che appunto, essendo un comune Mortale. un comune Ponzano, non un comune gigante, grande, però sia essendoci piccolo. anche tanta gente che magari non conosce tutti i candidati, è bello anche conoscerci, ecco, di persona. Che vada al di là anche della mera bandiera politica, ma è proprio conoscere la persona, perché magari ti conoscono per sindaco Antonello Baseggio, ma magari non ti conoscono come Antonello, che magari alla fine tu sei, prima di tutto sei Antonello, non sei il sindaco di Ponzano, sei Antonello. Per cui... Trovo utile questo intervento perché a volte vengono in comune, non sanno che sono sindaco, ma non sanno dov'è nemmeno l'edificio per fare le carte d'identità, quindi credo che una parte del territorio non conosca nemmeno il territorio dove abiti. Va bene. Ecco. Allora, bene, come prima domanda, quindi super generale, se vuoi parlarci un po' di te, del tuo lavoro, dei tuoi interessi, hobby, famiglia, eccetera. Va bene, comincio? Certo. Allora, ho 54 anni, anzi 53 farò a dicembre, sono sposato dal 1998, ho un bellissimo ragazzo che arriva dalla Russia, che è quella che ci ha portato la più grande fatica e gioia all'interno della famiglia. E arrivo nella mia storia un po' dalla parrocchia di Merlengo, ho fatto l'animatore in parrocchia per più di 20 anni e penso di aver portato centinaia di ragazzi ai campeggi, ai Grest, al campo scuola, alle uscite, ai ritiri, ed è stata la mia vita, la mia passione e devo essere sincero anche la mia nostalgia, perché ogni tanto quando vedo gli scout, le guide, i gruppi, le uscite, torno a quei periodi dove si stava bene, perché c'erano meno problemi, perché ci si divertiva, si facevano cose spirituali anche più profonde rispetto a me a fare il sindaco, che ti porta via un sacco di tempo e anche di vita. E a me è piaciuto quello che ho fatto e a un certo momento ho pensato che non dico che fosse riduttivo, ma che potevo fare lo stesso impegno per una famiglia più grande, in un certo senso idealmente, e ho sempre pensato di poter un giorno entrare insomma nella macchina amministrativa o di tentare questo percorso. Il caso voluto era alla fine del 98, poco dopo che mi sono sposato, ed è venuto a trovarmi una persona che è Pierre De Martin, il quale mi ha proposto di candidarmi su una lista civica, il cui candidato sindaco era il suo amico Gabriele Santon, e così è cominciato la mia seconda vita, era il 99, che ho continuato a fare pur rimanendo animatore, perché poi successivamente quella campagna elettorale siamo arrivati secondi, poi mi sono ricandidato in quanto ero il coordinatore di Forza Italia locale, perché poi negli anni 90 mi sono innamorato di Berlusconi e quindi come tanti altri sono diventato il coordinatore di zona, ci siamo candidati con la Lega e abbiamo amministrato con Granello, e io, pur facendo vice sindaco almeno per i primi 3 anni, ho continuato a fare l'animatore in parrocchia perché era quello che mi piaceva tanto, e quindi io d'estate ero nei campeggi, nei campi scuola, e andavo su e giù per il comune per l'attività in parrocchia, ed insomma questa è un po' la mia fotografia.
Mi spiace un po' per la moglie che mi ha visto poco, ma forse il matrimonio funziona bene perché così non litighiamo, scherzo. E la mia percorso politico a un certo momento si è arrestato nel 2014, in realtà era cominciato già nel 2010 a un passo importante perché abbiamo fatto la domanda di adozione. Però nel 2013-2014, che ha coinciso poi con le mie dimissioni da vice sindaco e poi fondato la mia civica, mi sono staccato momentaneamente dalla politica e perché ho cominciato il percorso dell'adozione che mi ha portato in Russia con Michela 40 giorni, 4 viaggi, è stato un impegno il più difficile di tutta la nostra vita e quindi ho lasciato da parte tante cose. In Russia dove siete La Russia stati? sono stato Nikolai, arriva da Murom, che è una città che è a 4 ore da Mosca, e noi però alloggiavamo a Vladimir perché lì è tutto un sistema particolare in cui gli ospiti, perché noi comunque eravamo ospiti, dovevamo essere residenti nella città capoluogo di regione dove il nostro bambino era presente, però la regione dove lui era presente è grande un po' come l'Italia, quindi noi eravamo lì e la cosa che ancora ricordo è quel giorno, il secondo giorno quando sono venuti a prenderci, siamo andati nel loro consultorio, hanno aperto una busta come nei film, l'hanno strappata, hanno tirato fuori il nome e il posto e ci hanno detto il vostro bambino è a Murom e noi eravamo a 3 ore di macchina, abbiamo preso autista, mezzo e traduttore e siamo partiti e siamo andati a trovare il nostro futuro che ci stava aspettando tra le lacrime perché chiaramente certo la gioia anche. Diciamo che andare via da un posto dove per lui era la sua casa e le sue mamme erano le operatrici, insomma diciamo che è stato un trauma per lui, la nostra era una gioia, lui un po' meno, era più però si è reso conto dopo 40 giorni su 4 viaggi che insomma noi eravamo i suoi genitori perché la mamma e il papà per loro erano delle cose ipotetiche raccontate nei libri e insomma. E questa è un po' la mia storia. Quindi portato a casa Nikolai nel 2014 e i primi mesi sono stati difficili come lo è qualsiasi maternità e paternità, l'adozione un po' più difficile perché lui tra l'altro parlava russo che in parte abbiamo imparato e poi insomma passate queste dinamiche ho intrapreso un'altra volta l'impegno politico perché mi piaceva. Ho abbandonato quello dell'animazione perché anche a una certa età uno può anche sentirsi giovane dentro, in realtà se non lo sei veramente né fuori né dentro sei un po' tagliato fuori, quindi ho sempre accompagnato le cose della parrocchia e quando vedo che i miei ragazzi che adesso sono già sposati e che magari non fanno più l'animazione ma che hanno tramandato un po' anche il mio percorso, insomma ogni volta mi riempie di gioia e sono anche felice perché nel mio percorso ci sono ben 2 ragazze che si sono fatte suore, che è la Federica De Martin e la Silvia Feltrin e quindi insomma credo che in qualche maniera abbia collaborato anch'io alla collaborazione pastorale, ecco. Vabbè, certo. E ok, quindi questo appunto tuo percorso politico parte comunque molto distante perché parte già nel 98 come dicevi prima e cosa ti ha spinto adesso a ricandidarti nuovamente come sindaco? Beh, diciamo che quando uno comincia un percorso e inizia anche a realizzare delle cose, effettivamente per quanto uno possa non credere 5 anni sono pochi. Poi sono stato anche sfortunato, 2 anni li abbiamo persi tutti con il Covid, certo. Anche il comune si è fermato, per quanto possa sembrare strano, ma tantissime cose, ahimè, sono rimaste congelate, quindi tante iniziative, tanti percorsi sono cominciati in ritardo e quando uno vede nascere delle cose o le sta ancora strutturando, come tutti vorrebbero portarle a termine e quindi insomma non tanto la necessità, perché è chiaro che poi io ho sostituito l'ammonia, probabilmente prima o dopo qualcuno mi sostituirà e quindi è un percorso, la macchina amministrativa non si ferma, il comune e i suoi dipendenti e tutto ciò che viene realizzato è un percorso che continua, l'indirizzo politico è solo quello di
dedicare e decidere dove vanno i soldi rispetto a delle iniziative che possono o meno essere realizzate. Se un percorso è già disegnato, chiunque arrivi lo deve terminare perché è corretto, perché i soldi sono di tutti, non si possono buttare via, per dare continuità amministrativa e anche tecnica in un certo senso, però insomma adesso siamo in piedi con alcune cose che stanno partendo, insomma mi piacerebbe realizzarle e terminare, quindi insomma mi ricandido anche per non lasciare cose da finire in sospeso, ecco, sì, poi si lamentano insomma, certo, già si lamenti stesso comunque. Beh, quello si lamentano e si lamenteranno sempre tutti, anche le prossime generazioni. 2 pregi e 2 difetti tuoi. I difetti sono quelli che però, ti dico già, non vogliamo difetti tipo lavoro troppo. Sono sì, quelli che dopo diventano pregi, che quelli falsi da colloquio di lavoro. Il mio difetto è che mi innervosisco sempre troppo subito, ma anche a casa, quindi non è legato, e quindi qui avviene quello che avviene a casa, e perché in certe cose io pretenderei dei risultati immediati, quindi non in comune, ma anche a casa, sulla maniera di essere, l'ordine, vedere le cose. E quando giustamente anche a casa si è in 2, anzi in 3, e ognuno è diverso per fortuna, così anche ci equilibriamo, si completa, però per me è però un po' più difficile, soprattutto quando non si fanno le cose come vorrei io, e quindi questo è un difetto perché ti porta a delle tensioni inutili e ci servono giorni per stemperarle, ecco, questo è un difetto. Il secondo è che visto che non si può dire che è anche un pregio, che quando una cosa la voglio la porto a termine pur passando sopra anche testardo, e quindi è un pregio da una parte perché se uno crede una cosa la deve portare a termine con tutte le forze eccetera, ma è anche un difetto perché se poi alla fine questa cosa effettivamente è più grande di te o sei solo tu a crederci, e se tutti gli altri sono contrari, che sarà un motivo, ti porta a pensare di essere onnipotente, e questa è la peggior cosa, quindi questo secondo me è un difetto più che un pregio. E un altro pregio è che interista non conta, no? Quello è un grande difetto, un grande difetto. No, secondo me un pregio mio è che sono nato in una delle 3 frazioni che potrebbe essere uguali, ma questo è un difetto. In una delle 3 frazioni non ho specificato, non ho specificato neanche la contrada, e considerando che per anni ho tifato Borgoruga perché la mia testimone di matrimonio, la Enza Baldo, ci aveva obbligato in maniera simpatica a tifare per lei e per la contrada, e quindi obbligata. Ringraziamo la Enza. Che da un po' che non si fa vedere qua essendo nato qui ed essendomi inserito a suo tempo nelle attività che erano la base del paese, della parrocchia eccetera, secondo me come pregio è che porto in me quei valori che appartengono al nostro territorio e per i quali insomma sarei disposto a difenderli fino alla morte. Accidenti. Non nel palio, perché sappiamo che essendo italiano siamo pronti alla morte, essendo del Marcavecchio ho poche possibilità, insomma. Mai dire mai. Anche Borgoruga è stato per anni, quando si giocava in 4, arriva anche quinta addirittura, come diceva Corrado. Quindi la serie è mai dire mai. Però siamo la squadra più simpatica. Addio. Ma tutte le squadre sono simpatiche, tutte. Ok, allora invece tornando un po' nell'ambito politico, una domanda era su come avevi scelto la tua squadra per queste nuove elezioni. È la stessa del mandato precedente? Hai cambiato qualcosa? Sì, ecco. Hai migliorato e apportato delle modifiche? Migliorato si spera sempre. Certo, quello è diciamo che il mio indirizzo politico, che è di centrodestra, un po' mi appartiene in tutta la storia, quindi la mia partenza nel 99 nella lista di Santon, che era il Centro Unito per Ponzano ed era di centrodestra, poi con Granello era Lega Forza Italia. Nel momento di divisione e difficoltà, nel mio distacco della politica, avevo fatto ed ho formato e fondato una lista civica che era un contenitore di progetto comune, dove gran parte dei presenti avevano comunque una visione che chiaramente doveva essermi vicina, e quindi l'orientamento mio è questo.
che è proseguito in questa amministrazione e che proseguirà se sarà nella prossima. Infatti, insomma, il fatto che ci sia la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e il progetto in comune che è la lista civica dà già un orientamento. Le persone sono state scelte da me, sono state proposte, visto che abbiamo 4 componenti. La mia è progetto in comune, quindi di per sé mi appartiene, e siamo i candidati che sono all'interno, sono di mia provenienza. Gli altri sono stati indicati a me, io li ho scelti pensando alla collocazione nel territorio, alla presenza che uno ha o meno sull'associazionismo o su anche il lavoro che ha, e quindi sul tempo che potrà mettere a disposizione, perché fare anche i soli consiglieri bisogna avere quel tempo giusto, considerando che ognuno ha la famiglia, il lavoro e anche degli hobby che è anche giusto mantenere. Poi bisogna dedicarsi al territorio, ma se uno già fa qualcosa nel territorio l'importante è che continui a farlo, certo, rimanendo quello che è e passando le necessità, insomma, all'amministrazione, quella esecutiva, che sarà il sindaco e la giunta. Bene. E invece cos'è, visto che prima ne abbiamo parlato, no? Del fatto che tu comunque cioè ti ricandidi come sindaco perché vuoi portare a termine il percorso che hai iniziato in questi 5 anni, e col tema appunto che 2 anni sono stati praticamente dedicati solamente all'emergenza Covid, per cui diciamo ha avuto questo mandato che è stato zoppo dal punto di vista temporale, perché effettivamente questi grandi avvenimenti sono abbattuti anche nel piccolo. Quindi quali sono quelle cose che tu da sindaco rieletto vorresti ultimare, portare a termine? Quali sono, diciamo, i tuoi obiettivi principali qualora fossi rieletto? Beh, le 2 più grandi che sono sotto gli occhi di tutti sono 2 cose. Uno, la scuola media, che è terminata come istituto, come plesso scolastico, ma il cortile, i giardini e le pertinenze sono oggi cantiere, e questo è una grande sofferenza, perché la scuola l'abbiamo aperta già 3 anni fa, in parte secondo blocco dall'anno scorso, quindi tutte le sezioni, i laboratori, la direzione, la presidenza, è tutto funzionante. È chiaro che passare davanti a una scuola e vedere un cantiere sapendo che gran parte del giardino è attualmente abbandonato, insomma, duole il cuore. E quindi, essendo una cosa che è cominciata con questa amministrazione, perlomeno la costruzione, sarebbe un mio desiderio terminarlo. Ahimè, siamo in un momento in cui c'è un'avvertenza legale in corso, in quanto per qualsiasi cosa che uno possa pensare che vada bene, in Italia la burocrazia fa appesantire anche qualsiasi problemino, e quindi insomma il sistema è un po' rallentato, ma soldi ci sono, non ci sono debiti fuori bilancio come qualcuno ha pensato che ci fossero dall'altra parte della politica. In realtà c'è un rallentamento dovuto alla burocrazia e a un contenzioso, e quindi mi piacerebbe finalmente terminare questa scuola e tagliare il nastro come si deve. La seconda cosa sono i campi da tennis, che sono abbandonati ed è un punto nero del territorio. Dopodomani la provincia finalmente, ci abbiamo impiegato 5 anni, è stato un patimento, speravo di farlo prima, andrà in gara un progetto di finanza, perché c'è almeno un proponente che ha progettato tutto, che è in provincia per una gara, in quanto supererà quasi 1 milione di euro, quindi sarà un bando europeo, e almeno un proponente c'è, quindi almeno un vincitore ci sarà, poi sarà quel che sarà, e quindi tra la gara, la pubblicazione e l'aggiudicazione, settimana prossima, tempi, avverrà che il nuovo sindaco si troverà l'aggiudicazione di qualcuno, e quindi l'inizio dei lavori. E mi piacerebbe, visto che ho trovato il soggetto e l'abbiamo costruito insieme perché potesse andare in gara, insomma mi piacerebbe posare la prima pietra. Esatto. Beh, e poi lì, ma indicativamente, la pietra non attività, perché tennis, padel non fa per me. Ok, non attività sportiva. Altro sì, insomma. Okay.
Due tiri al calcio le so fare. Una clubhouse con certo, clubhouse, ci sarà il paddle, il calcio, il calcetto, la piscina, il tennis, la piscina, il beach volley, e poi è previsto anche un'altra area per i giochi per i bambini, per fare le feste di compleanno eccetera, perché qui è anche un'esigenza, mentre una volta le feste di compleanno erano contenute, adesso mette a disposizione della casa per una festa di compleanno è impegnativo da martiri, e quindi insomma ho suggerito che si realizzano un'attività del genere, avranno anche il pienone, e così è stato. Bene. Ma e lì indicativamente i tempi, la gara? No, anche solo per la realizzazione comunque saranno. Ma allora, quello che è stato prodotto dal precedente da chi ha presentato il tuo progetto e che è quello che va in gara, prevede la realizzazione entro 2 anni. Ok. È chiaro che va in gara e vince chi fa delle offerte migliori, che possono essere dal punto di vista strutturale, economico, ma anche di tempi. Quindi se qualcuno si offre per realizzarlo in tempo inferiore offrendo la stessa cosa, insomma, dice ma adesso ben venga. L'importante è che lo facciano bene, perché abbiamo, ahimè, avuto già una brutta esperienza, per quanto sia stata una gara e un'aggiudicazione corretta, poi se qualcuno fa il furbo e scappa sì, beh, è anche impossibile da prevedere a priori. Sì, certo, sì. Bene, poi ne hai largamente parlato prima, che infatti è una cosa anche che abbiamo a cuore noi, perché comunque siamo cresciuti qui e viviamo qui, punto. Abbiamo scelto di vivere con le nostre famiglie. Ma poi citando Silvio Ponzano, sei innamorato Ponzano di Silvio. è il comune che abbiamo, a suo tempo. Chiamiamo. E quindi appunto tu hai deciso di scendere in campo come campo, esatto, e occuparti della cosa pubblica, perché appunto ami il territorio, giustamente. Dici, sono cresciuto qua, ho passato anche tutta la mia vita e cioè sono disposto a fare qualsiasi cosa per il comune. Ecco, perché secondo te e cosa differenzia questo comune da altri comuni, e quali sono le peculiarità, le cose belle che possiamo vantare rispetto agli altri? Oppure aggiungo una cosa vai. Cosa, dato che abbiamo un problema di demografico, che ovviamente ci sono sempre meno nascite, non dovuto ovviamente all'amministrazione, ma è dovuto a un fatto di ognuno fa quello che può, esattamente. Ma dato che a livello demografico non ci sono nascite che coprono le mancanze. Che appello faresti alle persone affinché vengano a stare a Maria Treviso e si trasferiscano a Ponzano, perché a Ponzano trovano qualcosa in più rispetto a Treviso o agli altri comuni limitrofi? Beh, è che possiamo spingere le persone a venire a Ponzano perché si sta meglio, perché abbiamo 3 belle frazioni, perché abbiamo un palio invidiabile, perché ogni parrocchia o entità abbiamo delle feste come la Sagra del Riso, la Sagra di Ponzano, quella di Paderno magari prossimamente, la festa della ciliegie, la festa dell'anguria. Insomma, abbiamo momenti di aggregazione importanti e belli, e tornando al palio penso che sia uno degli eventi più belli della provincia. E abbiamo dei parchi, 11 ville venete, non tutte visitabili internamente ma esternamente. Abbiamo un territorio che in parte è ancora campagna, siamo in 5 minuti da Treviso, però credo che non sia sufficiente per venire a stare qui, per mettere al mondo più figli di uno, che è già difficile. Io credo che, secondo me, la società di oggi e anche le nuove famiglie, spero che non venga vista come una critica, di fronte agli eventuali problemi, difficoltà economiche che potrebbero subentrare, ci si pongano un sacco di limiti. Io sono del 70 e mi ricordo che quando ero piccolo mio papà aveva perso il lavoro e poi era andato in cassa integrazione, poi l'aveva ritrovato, mia mamma anche lei disoccupata aveva trovato lavoro, e io ho questo ricordo che erano molto amareggiati e tristi, e mia mamma stava piangendo pensando che avevamo la casa in costruzione e stava nascendo mia sorella. Però non si sono dati persi d'animo come tutti i nostri genitori, e oggi siamo qua a vivere grazie a loro. Io credo che
forse ci poniamo troppi problemi o non vogliamo abbandonare quella bella vita che facciamo, che è quella di andare a prendere l'aperitivo dopo lavoro, di andare in palestra tutte le volte che possiamo e di fare le uscite in ogni momento di festa. Se si mette su famiglia, certe cose bisogna metterle da parte, e secondo me è questo il passo che abbiamo dimenticato. Quindi non è né una questione economica, né che il mutuo che lo dà la banca è impraticabile. Beh, al momento sì, cioè, sì, però con i tassi sì, questo sì, però secondo me abbiamo un stile di vita che ci sta portando a vivere bene, ed è anche corretto, ma non siamo disposti a mettere da parte un po' e a privarcene, perché insomma io credo che tutti noi abbiamo avuto dei genitori che in momenti difficili hanno messo al mondo più figli, il lavoro era precario anche a suo tempo e non c'era sicuramente tutto questo anche aiuto da parte dei servizi, della società, eccetera. Quindi insomma hanno fatto lo sforzo loro, secondo me ci manca qualcosa, l'abbiamo perso, ecco. Quindi il mio invito è quello di venire a Ponzano perché stiamo bene, siamo un bel comune e secondo me anche tra i più belli del circondario. Dall'altra parte secondo me serve un cambio di valori della società. Ma è una mancanza forse di coraggio? Ma forse no, è perché non vogliamo fare un passo indietro rispetto a quello che abbiamo, alla libertà che ci ha dato. Privarci della libertà di fare un po' quello che vogliamo, perché dai, i bar a una certa ora sono pieni dell'aperitivo, ci sono un sacco di famiglie che portano anche i loro ragazzi a festeggiare anche fino a una certa ora, che insomma io non lo trovo proprio, anche non dico educativo, ma non è neanche semplice per un bambino stare al bar fino alle 10-11 sera perché tu sei abituato. Cioè, quando uno decide di mettere su famiglia deve cambiare stile di vita, non è che non deve più andare a fare l'aperitivo, sì. Però può tornare, cioè nel senso non è che... e quindi se devi fare una scelta, continua a vivere un certo stile oppure faccio il genitore, secondo me questo è un ostacolo più difficile, andare in banca a prendere il mutuo. Vabbè, poi... avrò perso i voti di tutti quelli che no, ma poi hanno zero bambini. Me lo dite voi, perché io non ho figli, che ovviamente avere dei figli anche impegnativo. No, ovviamente impegnativo, ma ti dà anche delle soddisfazioni che sono incommensurabili. Sì, certo. Sono difficili da quantificare. Io credo che chi ha passato notti sveglio, e noi non abbiamo avuto sta possibilità perché Nicolai è arrivato che aveva già 3 anni, quindi una certa fase della vita non ce la siamo goduta, non abbiamo passato le notti in piedi per questo, ma per altri motivi, ma mi è sempre stato detto che un sorriso del bambino ha sempre cancellato la notte passata in bianco. Sì, ne ho fatto una stanotte. Ecco. Cioè, oggi vederli felici, svegli. E quindi io credo che insomma bisognerebbe sì pensare che costruire una società fatta di bambini e non di anziani sia l'unica nostra speranza di poter tornare a sorridere, essere felici, camminare nei nostri parchi. Certo bisogna dedicare tempo a portare il catechismo, alle attività sportive e alle feste di compleanno, cioè tutta una vita decorsa. Però è bello. Ma sono sacrifici che valgono anche da fare. Infatti credo che sono ricompensati largamente. Ecco. Certo. Sì. Quando saremo vecchi in sedia a carrozzelle almeno c'è qualcuno che ci spinge. Quello è egoistico. Mi aggancio. Diciamo che questo ahimè sarà un problema perché avendo anche pochi figli, quando le persone anziane saranno molte, mentre prima c'erano 3-4 fratelli e sorelle che potevano gestire il genitore, anche se poi qualcuno magari se ne dimentica e si finisce comunque in casa di riposo, avremo un futuro dove non ci saranno più tanti figli e quindi tanti figli giovani per accudire i loro genitori anziani, e sarà già un problema adesso con le case di riposo che non ci sono, con i numeri chiusi. Un domani sarà molto più. Questo è un altro problema. Questo è un problema del prossimo sindaco del comune di Ponzano Veneto. Sì. Costruire una casa di riposo? Beh, ovvio. O spingere sulle politiche familiari, certo, adesso. Spingere carrozzella. Allora, va bene, adesso abbiamo terminato la parte più istituzionale e ci sono delle domande un po' più ludiche, ecco, più leggere. Vabbè, l'hai sfiorato prima, contrada ti fatta al palio.
Occhio, perché ti becchi tutti i voti di quella contrada. Abito in via Talponera 90 e quindi sono nel Marcavecchio. Okay. Ecco. Per un certo periodo di tempo Merlengo aveva solo una contrada che era il Capitello, quindi a un certo momento tutta Merlengo era del Capitello. Mhm. La mia compare era del Borgoruga e ci aveva portato, faceva anche i dolcetti borgorughini, mi ricordo, i biscotti con il miele e limone, e ci veniamo a casa sua. Qui allo storico Tano si mangiavano a casa Baldo e poi venivamo a vedere. Mangiava solo Antonello, però. Ma la Enza li faceva, vedete? Non me li ha mai portati allenamento comunque. Però ho avuto anche la tessera del Sant'Antonio, perché la tessera, avevano la tessera. Era Venturo, il papà, adesso non so tecnicamente come si può spiegare, ma il papà del marito di mia sorella, ecco, ci aveva, insomma, siccome doveva creare il gruppo, ci ha fatto a tessera, ci aveva fatto socio ufficialmente, avevamo la tessera, e quindi mi sono trovato anche tesserato del Sant'Antonio inizialmente. Quindi faccio prima dire quali sono le contrade cui non ho fatto parte. Ok, no vabbè, ma comunque già sono 4 su 8. Sì, è stato bravo. Neanche male. Devi studiartela un po' meglio. No, ma qua si vede l'abilità politica, capito? Ha preso già metà. Non è passato per Ponzano, però insomma. Vabbè, troppo lontano, fisicamente non sono arrivato. Ma quindi, vabbè, adesso che faccio parte della squadra più simpatica, è Marcavecchio. Ok, no, verissimo. Ma il Marcavecchio, adesso tu come ti rapporti con il Capitello? Voglio dire, per un periodo ovviamente hai tifato Capitello. Quando il Capitello ha vinto ero felice. Ok. Uno perché era la contraria di Merlengo, due perché ha battuto quegli stronzi, perché aveva perso. Ma poteva vincere anche chiunque, era importante che almeno una volta vincesse o Merlengo le due o Ponzano le altre due, per far vedere che il palio era un po' di tutti, non è che l'avete allargato, però vinciamo sempre noi. Poi è chiaro che c'è una contrada che è più forte, siete inossidabili, farete anche uso di sostanze che escono dalla farmacia, ma sono solo integratori. Arriva dalla Germania. Sì, esatto, li avevo portati io quando facevo la spola. Ci sono delle contrade che hanno uno spirito indubbiamente diverso, perché magari per la sua storia, per il fatto che certe contrade come Borgoruca realizza lo sposalizio della Vergine, a suo tempo lo spezzattino di Musso, i giochi di altri tempi, cioè ci sono delle contrade che hanno una storia e quindi anche la tramandano ai residenti, anche pur nuovi, e hanno una marcia in più. Ma guarda, posso dire una cosa che ha detto molto bella sia Corrado che la Bianca, che abbiamo intervistato precedentemente, è che sì, per arrivare a lì, perché adesso vabbè noi vediamo la parte diciamo delle vittorie del palio, vabbè, ma comunque è banale, però per arrivare lì c'è stato un lavoro che è stato enorme, anche perché sia da parte appunto di Corrado, della Bianca, per esempio anche la Bianca ha gestito una squadra che per molti anni ha perso, ma che poi è stato la base per fare le vittorie. E lei diceva anche, ovviamente da grande sportiva, sì, non è l'importante vincere nel momento imminente adesso, ma è importante creare un gruppo che poi si mantenga, e come dice Corrado anche che tramandi le passioni, ma anche certo. ma anche i valori a quelli successivi, alle generazioni successive. E dopo, va bene, le vittorie vengono, perché dopo inevitabilmente ci sarà la generazione quella un po' più predisposta, però se non viene questo tramando, si ferma, da qualche parte si ferma. Quindi è importante creare una cultura, come dicevi anche te. E il tempo arriverà per tutti. Esatto, vabbè, ma è normale. Ok, domanda che appunto facciamo sempre, domanda quinta superiore. Quella volta che hai magari abusato un po' di più di bevanda, di alcol, e che ti sei trovato in una situazione un po' tragicomica. C'è qualcosa da menzionare? Allora, per un certo periodo della mia vita non ho bevuto, non bevevo, e quindi difficilmente avrei potuto superare, insomma, la soglia dell'allegria e fare cavolate.
ma situazioni tragicomiche però senza situazioni l'uso, che mi capitano, ma anche adesso pensandoci, è che quando magari siamo in compagnia e capita che bisogna, si scherza, non dico che si deride, ma magari si prende in giro qualcuno o c'è qualcuno che proprio ti sta sulle scatole, ne parli male, io ho quella dote di farlo e quella persona passa per caso dietro e anche mi sente. Mi è capitato in pizzeria, ristoranti e anche in qualche incontro, non so, è più, cioè, non so, o sono sfortunato o percepisco la sua presenza inconsciamente, ne parlo male e lui è dietro, mi batte anche la spalla e mi dice sì. È una grandissima simpatico. Stavo proprio parlando di te. Esatto. Vabbè, comunque il gaffeur, cioè quello che fa la gaff, comunque è un ruolo, voglio dire. Vabbè, certo, sì, l'importante è coprirlo bene. Esatto, certo, esatto. Non sempre ci si riesce, ma... Ultima domanda, chi vincerà le elezioni? Quello che prende un voto in più degli altri. Bene, bella risposta, bella risposta. E anche qua la gaffa è stata invitata, però. Avevamo con noi Antonello Baseggio, grazie mille, la puntata sarà disponibile su Spotify e su YouTube. Grazie Antonello, grazie mille della tua disponibilità. Per le prossime grazie a voi, anche questo dimostra che avete un passo in più rispetto a... siete un gruppo proprio simpatico, formato. L'importante è fermarvi ogni tanto. Perché mi ricordo una battuta quando sono arrivato in Villa Serena la prima volta da vice sindaco, avevamo difficoltà ad entrare sull'oratorio e arriva Corrado Bettio e chiaramente mi consegna la sua chiave facendomi capire che era lo Stato nello Stato. Aveva i codici del cancello e la chiave del comune che noi non avevamo. Giusto così. Credo che ce l'abbiate ancora. Vabbè, Corrado ovviamente. Non è più presidente, quindi. Ubermensch Corrado, Ubermensch. Grazie mille Antonello, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale.